Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea, le notizie dal territorio. Apriamo subito con l'economia perché c'è grande soddisfazione da parte delle imprese della Regione per i risultati della legge sviluppo impresa. Oggi l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini era presente al consorzio COSEF per il quarto incontro organizzato dall'Agenzia del Lavoro. Ha analizzato i risultati senza nascondere la preoccupazione legata alla possibilità di ritornare in zona gialla. L'ha raggiunto per noi Alexis Sabato. Sì, buongiorno, ci troviamo al consorzio COSEF dove si sta tenendo il quarto dei 6 incontri organizzati da Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa con l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, una legge sviluppo impresa che ha dato buoni frutti anche nel post-Covid. Beh, appena iniziata la sua applicazione sta incominciando a dare degli importanti segnali. Ecco, quello che noi stiamo facendo in questo periodo è farla conoscere agli addetti ai lavori. Oggi al COSEF stiamo tenendo il quarto dei 6 incontri che abbiamo organizzato un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia, perché come io ho sempre detto è importante che gli attori protagonisti, in questo caso gli imprenditori, conoscano molto bene quelle che sono le misure che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo o metterà loro a disposizione. Un'altra cosa va detta: noi abbiamo per la prima volta in Friuli Venezia Giulia pubblicato un calendario di quelli che saranno i bandi che la Regione presenterà da qui ai prossimi 14 mesi, questo per permettere agli operatori di programmarsi, organizzarsi e di conseguenza fruire degli importanti strumenti economici che la Regione mette loro a disposizione. Quindi più investimenti ma anche più assunzioni. Sì, guardi, proprio ieri ho avuto la possibilità di leggere un importante sondaggio che abbiamo fatto nel mondo della manifattura, che evidenzia quanto la nostra regione sta marciando in maniera più che positiva, io direi, sia per quanto riguarda il numero degli ordini che le imprese hanno in casa, sia per quanto riguarda la tenuta occupazionale. Ci sono dei comparti che hanno già superato abbondantemente quelli che erano i dati pre-Covid, e questo insomma ci fa capire che il Friuli Venezia Giulia dopo tanti anni, io dico, è tornata un vagone di testa di un convoglio, quello del nord-est, che ha fatto tanto bene, sta facendo tanto bene per il nostro paese. In questi giorni però la nostra regione rischia di ritornare in zona gialla e quindi c'è preoccupazione per quanto riguarda il settore ristorazione ma anche spettacolo, perché le capienze dei teatri verranno ridotte. E questa non è una buona notizia. Purtroppo questa è la conseguenza di comportamenti incoscienti tenuti da più di qualche persona, questa è la conseguenza della mancata vaccinazione di una percentuale ancora importante di popolazione nel nostro paese, seppur più alta rispetto ad altri paesi d'Europa, si badi bene. Certo, le restrizioni non fanno bene alle imprese, le restrizioni non fanno bene agli imprenditori, ai cittadini. Quello che io mi sono permesso di dire: guardate, ci sono dei modelli che a mio avviso stanno premiando chi si è vaccinato a discapito di chi, come dire, ha seguito degli stregoni, dei guru che non basano le proprie conoscenze sulla scienza, sulla ricerca, ma probabilmente sui social, differenziando chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato. Quello è un modello che a mio avviso potrebbe essere applicato anche da noi, però la scelta è chiaro che deve essere fatta dal governo centrale. Troverei scorretto nei confronti di chi ha creduto nella scienza, nella ricerca e soprattutto chi ha creduto nel bene collettivo. Trieste ha ospitato una conferenza del Centro di Ricerche Congiunte della Commissione Europea e di Area Science Park legata al tema del confine della rotta balcanica, un incontro in cui centro è stato quello di cercare di accelerare lo sviluppo tecnologico delle aree dei Balcani. Vediamo. Si parla di tecnologie e trasferimento di saperi nell'est Europa. È oramai questo il futuro a livello europeo, quindi spostare le conoscenze anche nei paesi dei Balcani, dove comunque c'è già una cultura molto ampia. Allora, come dice giustamente lei, c'è una cultura molto ampia, soprattutto ci sono delle organizzazioni scientifiche anche di ottima qualità. Manca però la conoscenza su quelli che sono i processi innovativi. Tant'è vero che una delle conclusioni del Consiglio del summit che c'è stato in Slovenia il 6 ottobre è la creazione di un'agenda di innovazione per i Balcani, perché chiaramente tutti i 6 paesi dei Balcani sono
diciamo, alcuni sono già in fase di negoziazione dei vari capitoli dell'acquis communautaire, altri sono invece, stiamo valutando il loro grado di preparazione, ma diciamo, per tutti c'è una prospettiva che è stata ribadita recentemente dal Consiglio di entrare nella Commissione europea. E quindi è chiaro che noi non possiamo avere un'Europa dove c'è una disparità anche a livello economico, quindi siccome la competitività è sempre di più dipende dall'innovazione, e quello che l'obiettivo della conferenza di oggi è di presentare ai partecipanti dei paesi dei Balcani quelle che sono, diciamo, le migliori tecniche, le migliori conoscenze che ci sono in Europa nel campo dell'innovazione. Quindi fare un esempio di brevetti, come si fanno i brevetti, come si migliora, come si fanno i prototipi, e cioè portiamo anche 40 esempi di società dei Balcani che sono supportate dalla Commissione europea per poter sviluppare appunto delle nuove tecnologie che avranno poi anche un mercato non solo nei loro paesi ma anche in Europa. Questa è un po' l'idea di questa conferenza, quindi accelerare la preparazione nel campo dell'innovazione nei paesi dei Balcani. E Trieste è obiettivamente il posto migliore, perché Trieste è la porta dell'Europa, dell'Italia, ma non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, verso i Balcani, e quindi c'è anche a livello economico, si creano delle collaborazioni strategiche tra industrie dei Balcani e industrie del territorio che possono arricchire non solo i paesi dei Balcani ma anche tutta l'area regionale del Friuli. In questo senso ovviamente è una partita cominciata con ESOF, l'obiettivo è quello proprio di spostare il baricentro d'Europa verso est. Dunque, noi pensavamo di fare questo evento durante ESOF, ma purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto rimandarlo a quest'anno perché i nostri partecipanti non potevano venire. Quindi sì, certamente ESOF aveva un carattere molto più scientifico, noi invece cerchiamo anche di collaborare più con l'industria, quindi ci mettiamo proprio nell'interfaccia tra quella che è, diciamo, l'università, i centri di ricerca e l'industria, per facilitare il trasferimento delle conoscenze che sono sviluppate nei centri di ricerca nel campo commerciale. Sarà liberato oggi il piccolo orso trovato dai Vigili del Fuoco di Gorizia 2 giorni fa. In queste ore nella zona è stata individuata una mamma orso con 2 cuccioli. In ogni caso il parere dei veterinari è che l'orsetto di 35 kg sia in grado di cavarsela da solo, ma per gli ultimi dettagli ci colleghiamo con Paola Treppo da Gorizia. Sì, eccoci, siamo nel centro di recupero fauna selvatica Terranova, siamo nel comune di San Canzian di Sonzo, e qui che nella tarda serata di lunedì è stato portato l'orsetto che era stato trovato rifugiato su un alberello nella zona di Gorizia dietro al castello. Ecco, quali sono le novità di oggi rispetto all'orsacchiotto? Intanto l'animale selvatico si trova qui alle nostre spalle, in quella che vedete che è una casetta gialla, si chiama rifugio, e all'interno tutte le aperture sono state oscurate per permettergli di rimanere tranquillo. Non è possibile avvicinarsi per non creargli appunto disturbo. Solamente gli esperti hanno potuto avvicinarsi, anche i responsabili del centro di recupero fauna selvatica. Le novità, si sta cercando di capire se sia il caso o meno di liberare l'orsacchiotto in natura. Fino a ieri sera, anche stamattina, gli esperti si sono confrontati, anche gli esperti di diversi parchi sia in Friuli Venezia Giulia che anche fuori regione, per capire quale sia eventualmente il luogo di rilascio dell'animale e se sia il caso di liberarlo. Quanto pesa? Inizialmente si era detto 35 kg, un cucciolo, quindi di una diciamo piccolo, comunque di un peso abbastanza significativo. In realtà quella che vedete in questo momento, ripresa da Tiziano Campigotto fuori dal rifugio dove si trova l'orsetto, è una bilancia. È stato pesato
pesa 12 kg, quindi è un animale sottopeso stimato dagli esperti, dai veterinari che lo hanno visitato anche questa mattina, quindi è possibile che possa non resistere da solo. Stiamo andando verso la stagione fredda, quindi c'è la possibilità che se nel caso le temperature si abbassino a sufficienza, nel caso l'animale si sia sufficientemente nutrito, debba esserci il momento del letargo. Ecco, quindi questo è un punto su cui si sta cercando su cui si sta dibattendo per capire se sia il caso o meno appunto di liberarlo in natura. Tra le ipotesi, ecco, qui vediamo che c'è uno dei volontari, degli storici gestori di questo rifugio, che accoglie tantissimi altri animali anche da sequestro, anche l'unico centro, una parentesi, che accoglie le tartarughe caretta caretta. Ecco, come dicevo, l'inverno alle porte e la possibilità che l'orsetto vada in letargo diciamo mettono un po' un punto di domanda sul suo possibile rilascio in natura. Tra i parchi e le aree naturali che erano entrate nella rosa delle possibilità dove rilasciare l'animale c'era anche il parco regionale naturale delle Prealpi Giulie, quindi la Valrese. Al momento però l'orsetto è ancora qui, nel pomeriggio sarà visitato nuovamente dai veterinari e poi ci sarà insomma la decisione rispetto alla sua destinazione, diciamo così, finale. All'interno si trova in un letto di paglia, in un angolo, è molto tranquillo, è molto piccolo, più piccolo rispetto a quelle che sono le immagini che abbiamo potuto vedere ieri del recupero che è stato fatto dai vigili del fuoco insieme alla stazione, agli uomini della forestale che erano qui poco fa insieme a noi. Ecco, un'altra notizia arriva dalla zona della Slovenia, appena oltre il valico, quindi nella zona sostanzialmente a ridosso di quella che è stata l'area di ritrovo dell'animale sull'alberello. Una signora cittadina slovena ha avvistato nella prima serata di ieri, sono le 21:40, quando telefona a un'amica che risiede a Savogna di Sonso per dire che ha avvistato in area slovena, nell'area dei Parapendii, un'orsa con 2 cuccioli. Potrebbe essere la mamma del nostro orsacchiotto che abbiamo qui alle nostre spalle. In realtà, come dicono gli esperti, essendo la Slovenia un'area densamente popolata dagli orsi, non sono così poco numerosi come in Friuli Venezia Giulia e le femmine sono molto numerose invece in Slovenia. Potrebbe trattarsi di un'altra mamma con altri cuccioli, anche perché le orse, ci viene spiegato, normalmente partoriscono 2 cuccioli, più raro 3, e quindi insomma anche qua c'è un dibattito in corso. Più che altro non siamo sicuri naturalmente che questa mamma orsa sia la mamma del nostro orsacchiotto goriziano. Sono stati avviati dei contatti transfrontalieri in questo senso per capire se riuscire a rintracciare questa mamma, se la segnalazione sia reale e se non si tratti di altri esemplari. Va tenuto conto che questi animali corrono molto velocemente, sono in grado di fare tantissimi chilometri nell'arco di poche ore, quindi la mamma del nostro orsetto, dell'orsetto goriziano, potrebbe essere in realtà già allontanatasi in un altro luogo, e quella avvistata invece nella serata di ieri potrebbe essere un altro esemplare. Ecco, per quanto riguarda invece gli orsi in regione Friuli Venezia Giulia, la speranza era che questa cattura così accidentale potesse trattarsi di una femmina. Sarebbe stata la prima femmina in Friuli Venezia Giulia, pure piccola naturalmente, perché i nostri esemplari nella nostra regione sono tutti maschi e le femmine rimangono con i loro cuccioli tutte concentrate nell'area slovena, che come dicevo è quella che conta il numero maggiore di esemplari femmine, quindi anche di cuccioli. Ci è stato spiegato anche che la mamma corre molto velocemente, nel caso ci siano 3 cuccioli è possibile che uno rimanga indietro e che venga abbandonato, perché poi la mamma non lo segue, non lo va a recuperare, diventa naturalmente aggressiva, ma su questo profilo non ci sarebbero particolari problemi per le persone che vivono a Gorizia, poiché appunto gli esemplari rimangono comunque in area slovena, dove sono numerosi, insomma, e non attaccano. Grazie allora Paola Trepu e a Tiziano Campigotto. Continueremo naturalmente a seguire le vicende dell'orsetto. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme in diretta con A Voi la Linea. A tra poco.
Di nuovo insieme con voi la linea, abbiamo visto come per la nostra regione sia sempre più vicina la zona gialla. Questo comporterà alcune novità, tra cui quella del numero ridotto di commensali al tavolo, al massimo 4 se non conviventi, una situazione che potrebbe incidere parecchio sui ristoratori. Noi siamo andati a sentire un po' l'umore di questi a Udine, vediamo. Siamo a Udine in centro, Trattoria Antica Maddalena con Rosi che è la titolare, insomma tanti lavori per l'esterno, ma siamo in procinto di possibile zona gialla. I ristoratori sono a rischio, qual è la situazione? Allora, noi stiamo mettendo via la parte estiva. Il problema è che siamo demoralizzati molto perché abbiamo tutte le cene impostate, non solo tavoli da 4 ma anche di più, come è normale in questo periodo. E purtroppo si profila all'orizzonte l'ipotesi della zona gialla, credo sia abbastanza concreta come possibilità e noi siamo veramente incavolati perché abbiamo dato, speso, aspettato, formato, sanificato, pulito, ci siamo impegnati in tutte le maniere e questo è il risultato. Io adesso non voglio entrare in polemica con nessuno, a mio avviso il Green Pass va dato a chi ha fatto il vaccino o è guarito da 6 mesi, da meno di 6 mesi. Il resto io sono quasi sicura, sono abbastanza convinta che questo avrebbe fatto sì che i contagi non fossero così diffusi. Non voglio dare la colpa a nessuno perché ognuno ha la sua opinione ed è giusto manifestarla, io manifesto la mia e dico che il vaccino ci ha protetti finora e speriamo che si vaccini sempre più gente. Ma voi state pensando a riorganizzare anche il vostro ristorante proprio per tenere solo tavoli da 4? Noi dobbiamo fare così perché non ci sono soluzioni. Allora, se io ho delle prenotazioni e ho dei tavoli da 10, 12, vabbè, i multipli di 4 li tieni staccati di 1 metro, ma quando hai gruppi interi, come succede adesso, le aziende l'anno scorso non hanno potuto fare le cene e quest'anno immagino che volessero festeggiare con i loro dipendenti, con i clienti, con i collaboratori. Purtroppo cosa succede? Succede che 4 per tavolo e sono sicura che molti rinunceranno, anche per la paura dei contagi che è molto salita. Io ho percepito in maniera molto netta la gente, ma siamo sicuri, siamo abbastanza distanziati, posso venire a vedere il tavolo, quello è troppo vicino, quindi la paura c'è perché i contagi sono aumentati, è innegabile. Quindi figuriamoci adesso se andiamo in zona gialla. Se andiamo in zona gialla non so, ci prepariamo, dicono che salvano il Natale, però per noi zona gialla è già una grossissima penalizzazione, perché ci porta via, come dicevo, tutta una fetta di eventi che altrimenti avremmo tranquillamente fatto come abbiamo fatto. Se poi dalla gialla si ipotizza di passare all'arancione e poi alla rossa, non tornate più a chiedermi niente perché io faccio la valigia e vado in pensione perché sono 2 anni che andiamo avanti così. Abbiamo finito le risorse e la pazienza. A Villa Manin di Passariano si trova uno degli estremi della base geodetica di 12 km, utile alla mappatura di un territorio del quale gli ufficiali austriaci e francesi tra fine Settecento e inizio Ottocento avevano intuito l'importanza strategica per gli equilibri dei loro imperi. Un ritrovamento che viene descritto e analizzato in una pubblicazione realizzata dal Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Udine, che ha lo scopo divulgativo sia in termini turistici che didattici. Vediamo. Tecnico che contribuisce a valorizzare il mondo della cultura regionale sia dal punto di vista scientifico che storico. È il lavoro del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Udine in Rievocare per valorizzare e trasmettere, una pubblicazione che illustra l'origine della base geodetica a Villa Manin di Passariano. È un lavoro fatto con passione, che io penso e spero che possa essere ripagato con attenzione, non tanto dalle istituzioni, cioè, adesso vedremo come fare, ne parlerò col mio collega al turismo, metteremo magari qualche palina che indichi questo percorso, ma dall'attenzione della gente, perché è come dire, un piccolo pezzetto di storia che però si incunea in un periodo
di grandi turbolenze. Per la verità tutti i periodi della civiltà sono attraversati da grandi turbolenze, dalla turbolenza nella quale siamo adesso, però turbolenze di vario genere, e allora questa terra si trovò, dopo che fino al 1620 c'era stato il patriarcato e poi la Serenissima, in situazioni non di relativa tranquillità, perché c'erano le continue scorrerie degli Ungari e di qualsiasi popolazione, come dire, bellicosa che intendesse entrare nell'Europa occidentale dalla porta orientale che eravamo noi. Però tutto sommato di relativa tranquillità, invece in quel periodo, tra Trattato di Campoformido e Landi Rivieni degli austriaci e le scorrerie napoleoniche, non era certo un periodo tranquillo, però anche in quel periodo comunque si riuscì a fare un lavoro di grande importanza militare per loro, culturale oggi per noi, ed è importante che lo si conosca. Soprattutto, ecco, io mi permetto di dire che negli istituti tecnici per geometri è un lavoro che va fatto conoscere. E questo punto che è rappresentato in questa lapide, come si è detto prima, che è il punto sud della base geodetica di Villa Manin di Passariano, il nostro gruppo di ricercatori cosa ha fatto? Ha ricostruito con i rilievi strumentali topografici ed ha identificato il punto dell'estremo nord che si trova nella frazione di Barazzetto nel comune di Coseano. Facendo questa operazione, ricostruendo tutto l'iter anche tecnico-topografico che fecero gli austriaci e i francesi in quell'epoca, oltre a rinvenire questo punto che è delimitato anche da un acciottolato a una quota mi pare forse più di 2 metri sotto il livello della quota zero di terra, e hanno ricostruito, come dicevo, questo calcolo della prima base di questi 2 punti, appunto di 12.123 metri, cioè 12 km e 123 metri, riscontrando degli errori trascurabili, degli errori non sostanziali. Per cui la conferma anche di questo lavoro che hanno fatto i nostri, oggi li possiamo chiamare benissimo, amici austriaci e francesi, hanno certificato, io voglio aggiungere questo, hanno certificato l'importanza anche e il valore strategico di questo luogo, magari con una semplice segnaletica, però questo comunque ha un valore turistico e comunque questo potrebbe comunque implementare il valore del nostro ambito anche di Villa Manin, ma di tutti i comuni rivieraschi. A me è toccato il compito di inquadrare queste ricerche tecniche e scientifiche molto importanti in un contesto storico. Che cosa c'era attorno ai soldati francesi e ai soldati austriaci che operavano qui? E allora negli archivi parrocchiali, nell'archivio di Stato, nell'archivio arcivescovile ho trovato varie notizie, la conferma intanto che Anton von Zach, il comandante austriaco di questi rilevamenti, era effettivamente qui in zona, archivio di Stato di Udine, e altri elementi. Quindi oltre all'aspetto tecnico c'è anche un aspetto di storia spicciola, non analizzata così dagli storici accademici, un aspetto di storia locale molto interessante. Nel 2013 stavamo proprio festeggiando i 100 anni del Collegio dei Geometri, che nasce un po' prima di quello nazionale, e eravamo qui il 18 maggio a presentare un libro, una pubblicazione che citava questo. Il curatore all'epoca, che era il professor Alessandro Pesaro, ci fece notare questa lapide e ci spiegò che secondo lui poteva essere quello che lui pensava potesse essere la base nord della questa base geodetica, il punto nord della base geodetica. Ma quel foro in particolare? Esattamente, perché per capire la precisione si va da questo foro, posto a 12.100 rotimetri a nord, fino, si presume, al centro della villa, del salone principale della villa. Ci siamo messi in testa di rintracciare questo estremo nord, che non c'era, perché sapevamo dagli scritti di von Zach e di altri che la base a sud poteva essere il centro del salone principale della villa. Però 12.000 metri più in là abbiamo ricostruito
appunto con le triangolazioni il percorso che poteva, perché la triangolazione viene fatta con gli strumenti dell'epoca, che erano strumenti militari adattati al civile, quindi cannocchiali, si triangolavano le croci dei campanili o quant'altro, e siamo riusciti a rintracciare in un campo un'area di circa 2 metri per 2, ha detto qui dovrebbe esserci. Questo lavoro fatto dagli austriaci in quel tempo va considerato un lavoro di alta precisione con gli strumenti che avevano. Oggi noi, diciamo, dal punto di vista catastale utilizziamo i metodi speditivi, ma speditivi non vuol dire pressapochisti, vuol dire, merito degli strumenti che abbiamo, misura di elevata precisione. Finisce qui questo appuntamento con Voi la Linea, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata con i programmi di Telefriuli.